Allora, avevamo il piacere di accogliere a Giuliano Mattei, che viene a parlarci di un affare importantissimo, diciamo, per il corso da qua e poi dopo per la bene il corso. Finalmente ciò che è il corso mediatico ci avete a spiegare, ma diciamo a prima vista si capisce che è un corso appena speciale, allora, o chi pone forse i problemi. Allora, Giulia Mattei è particolarmente, diciamo, insegnato come specialista in questa questione, posto che uno è giornalista, è lo stesso, e poi dopo due è specialista in lingua corsa, posto che fa un pezzo che lui si, diciamo, specializzato in se, in questa direzione così. Ma ricordo una volta, tanti anni fa, che c'era un'altra orientazione possibile e che è stata ricusata da Giuliano Mattei giusto appunto per fare gli studi corsi. Fare gli studi corsi e a poco la scrittura, l'espressione in lingua corsa hanno pigliato un'importanza tale che oggi penso che costituisce, accanto a altre qualità come il canto, come la scrittura, come il lavoro con i suoi colleghi che prepara un'antologia di lingua corsa e di letteratura corsa. Boh, sono tante cose, ma diciamo che un linguaggio speciale, giornalistico, come lo si scontra con la lingua corsa, è una questione importantissima che lo ha da trattare oggi e c'è da chiarisce perché è una questione importante che noi scontriamo tutti i giorni, ma forse non abbiamo mica l'agio o non pigliamo mica il tempo di rifletterci in maniera profonda. E dunque, grazie di aver risposto a questa domanda. Grazie a voi. Grazie. Dunque, saluto a tutti, due parole non su, per ringraziare all'organizzatore per il convito, penso in particolare alla squadra di Centro Culturale Universitario, a Giacomo Dieri, il suo direttore alla Noi Medio. Due parole per dirvi di noi, che quando Giacomo Dieri mi ha domandato di partecipare a una sessione di Centro Culturale Universitario, per dire tra virgolette a me, non ta o cosiddetto corso mediatico, mi sono detto subito, t'ha molto studiato. Mi son interrogato, non ta sta problematica larga abbastanza che lo suggerì a studiare e ciò che voglio abbordare io, girare a questa riflessione che è larga assai, non ta lingua corsa, a scrittura giornalistica in corso, e di maniera più generale nanta abbiazza di un corso nei media. Di sicuro ne posso parlare di metta a mobicola esperienza professionale di giornalista di lingua che campa di poi quasi 5 anni oramai nella redazione di Cosmatin e che permette forse di fare un parere personale rigacciato da un'attività con questioni che si pone ogni giorno e mi cerca forse a rifletterci tutti insieme per questa stonda. Donc, infatti, quando si parla di maniera generale di pratica di lingua, si dice che è sempre calata nella popolazione, soprattutto per la gente più giovane, e basta arrivare forse un risultato di un'inchiesta di una collettività che è stata comandata dalla collettività territoriale di Corsica di 2012, un'inchiesta non ha le competenze e l'uso di una lingua in una società corsa. Donc, ci si impara che oggi all'ingrosso 60.000 persone sono cursovano in Corsica,
baladi o manco o livello B2 in a scala di valutazione europea per le lingue. Donc, Pageghi non ha 324.000 abitanti e qualcosa, secondo il censo di l'INSEE di anno scorso, 60.000 persone parlano il corso, a mastrare in un corso di maniera regolare, all'ingrosso, secondo i cifre che possono di noi cambiare, secondo l'interlocutore. Intanto, agiamo con Giacomo Diere, gente di linguaggio, non per uno sviluppo di espressione in lingua corsa in media e non ta rete sociale, una avanzata da monta per lo statuto della lingua. E dirà che di una certa maniera di bera che di voi che hanno anche qualche disegno, mentre chi cala l'uso della lingua parlata e scritta, comunque si vede un'epoca avanzata di parecchi uomini come l'amministrazione, con le attività pubbliche, si vede noi che si sperde l'uso di corso nei media, nei servizi pubblici, forse da buttare appena più tardi, ma di noi si sperde in un privato, tanto di un piacere per me oggi di presentarvi a nome di Corse Matin su serie nuove che ha fatto a livello di a presenza di corso a livello mediatico, dunque un meeting con noi in lingua corsa, un udisiale che a dire la franca è stata una riflessione interna di voi barrettiani e si è parlato soprattutto di che l'anno scorso a Libica di rientrata e si può dire che il progetto che dirà in anno di voi barrettiani diciamo di maniera generale non era mica abbastanza maturo, che mancavano da noi pochi arnesi a livello tecnico, a livello economico, da poi lo metto un ballo. Donc, avremo l'occasione di portarci un po' più tardi, ma oggi sono felice di poter dire infine che l'affari sono in onda di poi il mese di ottobre e tanto potremmo dire forse anche noi da montastra che mi si vuole che l'espressione si pia a moda e di maniera più seria di che si tratta. Forse un'epoca erano avuto l'occasione di accorgersi di voi il mese di ottobre c'è una pubblicazione in cura a un giornale Corse Matin di un supplemento un mesinco gratis che dice 100% in lingua corsa con l'aiuto della direzione della lingua corsa e della collettività territoriale di Corsica e in particolare penso a Pasquale Ottavi e a Bernard Ferrari che si sono impegnati per suo cartolare. Donc, il supporto relazionale dell'autopagine non ha una forma di un quaderno in cura al giornale, dava proprio di un corso una lingua di un quotidiano. Direi questo che scopo, vale a dire una lingua di informazione e d'attualità che ha spesso si può dire, era solo adoperata fino a per un racconto di elementi culturali, un discorso epilinguistico, vale a dire un discorso proprio non la lingua, ciò che fa fine mette in una certa maniera la lingua in un dominio assai stretto. Stavolta qui cerchiamo a sorte di su spazio assai idioso che ha avuto assai influenza in una rappresentazione della lingua, a maniera di verla e di concepire la lingua. E forse è vero, è sempre difficile di fare un paragone che il tempo non esistesse, ma basta guardare appena ciò che è stata la produzione di lingua corsa di voi, non è mica faulistino, ma di voi a prima registro che ha fatto un spazio largo intanto che lingua di comunicazione scritta a Tramontana, a fine di XIX secolo, 1896, se a memoria è buona, con Santo Casanova, c'era dando un ruolo proprio militante e berra. D'altronde si ci trovava già i famosi discorsi non a lingua morionda, pronto amore, ciò che faceva era che, fine di conto, il discorso d'odio
di abbastanza anziano. E qua lì si può dire una lingua scritta che di sola per espressione letteraria, l'editoriale, il ietto, la poesia soprattutto, vi posso rimandare a differenti riviste e pubblicazioni, a Gispra di marzo 1914, a Mouvre di Petro Rocca, all'anni 20, poi più tardi da giornali e riviste come Kien, Rigiro o Dastri, che hanno indienato una produzione regolare in lingua corsa fino alla fine del XX e certe volte ancora. Vi rimando qui a rivista Etude Corse, che aveva consacrato una decina anni fa, di 2007, un numero speciale non sta soggetto. Dunque, ripeto, a una situazione che ha spesso la lingua di un dominio, pur se le forse meno era per il giro, che ha fatto era assai segni d'apertura, si tratta di uno disale qui d'andare a fare di corso una lingua di informazione e di pigliare in conto tutti i soggetti. Abbiamo cominciato a fare a tempo per via di una cronaca ogni domenica, che a carica di poi 5 anni, ma di noi soprattutto con parecchi articoli regolari in corso di un nostro settimanale di Wenari, settimana di poi a sua creazione di luglio 2015. Donc ci sono trattati quasi tutti i soggetti, non il numerico, l'ambiente, l'economia, per un detto mi si pare che bene ci sarà qualcosina nella gestione dell'acqua in Sydney, in Australia, che permette di andare a bere appena in astro ciò che si buieria a bassa. Donc tutti i generi di soggetti che si trovano oramai nel nostro mese con cartolari, interviste, inchieste, analisi, commenti, editoriali, biglietti d'umore, come lo si dice, e anche da ziesume certe volte perché chi di possibile di noi di sapere zesu in lingua corsa. Donc tutti i soggetti, e pur se lo si può sempre va meglio, di berra, abbiamo scelto di non fare mica differenza tra il corso e il francese. Da sport, l'economia, scienza politica, la cultura, ma di noi soggetti non sta e noi tecnologia, l'aeronautica, e ne parleremo forse appena dopo, una somma di vocabolario mai impiegato o no in lingua corsa. E che sottopone di noi a creazione di neologismi e strada facendo un'elaborazione della lingua di ogni giorno che di noi un imbusco importante di informazione in lingua corsa. Avremo l'occasione di riparlarne. Donc una pubblicazione nuova che intreccia strategie linguistiche ma di noi economiche che soprattutto a livello mai dopo fino a per stampare scritto in corsica e in lingua corsa, scusate, voglio mica va di maniera spropositata la pubblicità di Corse Matin, ma a dare conto con pochi cifre, un udisiale corrisponde a 35.000 esemplari più 10.000 giornali che sono stampati in più per i pubblici di scuole, di collegi, di licei. Ciò che ci domanda contenuto di per un pubblico, che dia una costretta che ci abbia in conto, e contenuti dunque assai vari. Oggi c'è un'audienza importante assai, posto che da presa l'inchiesta che sono state fatte in interno si pochi anni, si parla di più di 200.000 lettori potenziali ogni giorno per Corse Matin. Ciò che mi si parla non è mai stato, o manco per la visibilità della lingua, non è mai stato o caso non arnese di stampa scritta. Donc, senza contare, ha messo in linea non sito internet che abbiamo da creare a poco a poco in uno spazio, stanno usando un corso con un filo d'attualità in corso, tutto questo per dargli la più visibilità possibile, con a tempo l'apertura di spazi pubblicitari in corso, che è un elemento che ci abbiamo in conto che è importante. Donc l'apertura di spazi pubblicitari in corso bislingui è già un caso oggi, con una commercializzazione di più un po' importante e che ha da crescere da pochi mesi, una poche intraprese che ci mandano oramai di inserirci su pubblicazione
in corso in un giornale. Donc a livello di rappresentazione della lingua si può dire che costituisce un progresso. E dunque su misin qui, al di là dell'informazione proprio, ha fatto a Facca una domanda di pubblicità in lingua corsa, ciò che si vede mica non so. Pare poco a fare, ma direi a livello simbolico proprio, di un puntello forte che incoraggisce a livello economico. Dunque, stando ad ora, scusate, stando ad ora si scrive in una strategia a mesandà di un giornale che ha firmato di luglio 2016 di memoria a Gertula di lingua corsa, ma aveva deciso di poi il 2013 di impegnarsi in un diploma universitario di giornalismo corsovo con l'Università di Corsica e la Scuola Superiore di Giornalismo di Lille. Si trattava per un giornale di buscarsi risorse umane con competenze internazionali in lingua corsa per accompagnare la squadra e sviluppare progetti come questo qui, come un sesta con Guillermo Padovani e donc una squadra di 8 contributori regolari in redazione. Ma di che alcuni di noi in interno abbiamo staccato una parte del personale da poi giungere a una produzione regolare. Ciò che non era anche a pensare che non va. Tanto mi digerete, non è mica straordinario, 8 pagine e poco, sicura, ma si può dire comunque che l'imbuschetta monta è quella di trovare un pubblico in un dominio della lingua corsa scritta, un pubblico largo, e infatti si sa che di poi parecchiani è possibile trovare la lingua a un'udienza in media audiovisiva per via di programmi di lingue, penso a France 3 Corsi Stella, di poi l'88, penso a l'onde di RCFM di poi l'83, con ragione semplice e capiscita di un accesso più facile per la lingua orale e parlata. E quando si parla di RCFM, di BHT, si parla soprattutto di rendere un contenuto che è più accessibile. Ma dall'altra banda, il corso non ha anche proprio un pubblico abbastanza largo non conta a scritta in particolare a stampa scritta. A saperanno l'autore di letteratura, in lingua corsa, che il pubblico ferma conto che è abbastanza debole. O manco per due ragioni come può identificare di maniera spontanea, a prima e storica, posto che la lingua corsa è sempre stata fino a poco fa una lingua di oralità, più capiscito di così, che ho scritto, tra virgolette, normalizzato e venuto abbastanza tardi. Poi dopo, c'era di ragioni di formazione che si è più o meno sviluppata di poi qualche anno, è vera, di poi anche qualche decennio, ma che non era mica messo in ballo per generazioni scorse. Con questo corpo qui non è mica un scoop, a lettura domanda un sforzo da un parere di capiscidura che è più importante che l'oralità. E ci rimanda di nuovo allo stato di una società che oggi giorno non è mica bislingua e che, perché a noi va, on sabia e certe volte on puia imparare la lingua scritta, che ha necessitato un processo lungo di elaborazione a livello grammaticale e di ortografia. Ciò che pone subito c'era una difficoltà monta per la stampa scritta. Che quando si parla di scrittura giornalistica, definita di maniera precisa per rammentare l'orgoglio di deontologia di giornalisti, si tratta di conformarsi, ne faccio la citazione, con regole e codici specifiche per ottimizzare la trasmissione ai lettori. Donc, per ragione che ho spiegato prima, a tempo di normalizzazione della lingua
ed acceso a un pubblico largo, si vede che non è mica esattamente il caso per la scrittura giornalistica in lingua corsa. Cioè di e cose in maniera chiara, appare mio, non so mica se autobagine in corso di un ufficiale che ha cambiato proprio la situazione della lingua. Ne assicurano qualunque salvamento di un corso minacciato assai odi e non c'è bisogno a aumentare questa problematica conosciuta da tutti. Non bastano mica per essere autobagine e appare me non basteranno mai. Poi noi contiamo che per la fare di maniera più positiva apre una strada nuova per altri progetti relazionali e una diffusione massiccia che ha aumentato prima. E parlo qui sotto il controllo di pochi specialisti di questa problematica. Tanto si parla bene qui di una scommessa economica che scrive in corsa, cioè sapere sottopone di noi un rischio economico per un'intrapresa di stampa privata che esiste di meno per il servizio pubblico. I nostri confratelli di stampa audiovisiva, RCFM, Biastela, che fanno un lavoro a favore della lingua, con il programma di lingua ne abbiamo parlato prima, e che forse da strada erano da costrette e un'idea di manca appena, e isolati da una convenzione di servizio pubblico con la collettività territoriale di Corsica, che infatti scrive in corso baladi a dirizzarsi solo a 20-30% di un elettorato potenziale in Corsica. Questo sono questi che forse sarebbero capaci a legge. Per il resto, quelli che vogliono legge, detengono a strafare. E pone una difficoltà con il micro segreto, si può porre a domanda chi media da via il rischio di fare di più pubblicazione in una lingua minorizzata quando l'imbusca o di la stampa scritta o ne manca più di cercare a avere nuovi lettori ma non perdere più. Per la storietta, nel suo intervento qui ho mandato un pochi cifre all'intrapresa per appena che effetto aveva fatto la facoltà di un ufficiale non eventi di un giornale ogni giorno quando lo sortia, donc ogni prima mercoledì di un mese. Risultato, una crescita tamonta di a poco prezzo 0%. Esattamente 0,2, qualcosa così. Donc tamonta a fare. E forse non perdiamo mica lettori perché chi un ufficiale è gratis. Baladi se bovate un giornale sano un corso, perdi dei lettori. E di logica. Dunque, quando mi interrogate appena, non sono un ufficiale, sentia ma la gente mi trovava un cheruglio, corso matin on fa des mica bella lingua, on fa des onda. Bon. E gente venivano a trovarmi dicendo che d'accordo. Era una critica che si poteva sentire e che si può sentire ancora da sconde. Ma sottobone che dobbiamo fare a tombola facendo di più un corso. E per che quando si erano le inchieste d'opinione che facevano vedere che il 90% dei corsi sarebbero a favore del linguismo, mi dico che tutto il mondo si è adattato a mattina per comprare il giornale con un ufficiale in corso. Donc forse che ho fatto di dichiararsi a favore del linguismo, di forse di noi della stravanda, una maniera di scaricarsi di agire proprio per farlo campare. È un'analisi personale e tanto mi interrogate proprio non questa rama di lingua.
E per portare in un pericolo economico, dunque, per palisare solo un cifro significativo assai, uno studio sociolinguistico di collettività territoriale di Corsica di novembre 2012 si impara che solo il 20% delle persone interrogate dicono che hanno letto manco un libro in corso nella sua vita. E poco, pure se lo si sa che la lettura può avere un'epoca di difficoltà di noi, e si sa comunque, quando li buoni avei studi fatti solo non tale dichiarazione, una parte di valore aggiustato, dicerà della famosa TVA, e dunque un media di stampa scritta in una situazione d'odio, senza il sostegno di un pubblico e un impegno forte, una politica linguistica. Dunque un media che vuole avere un'audienza più larga possibile, non si può mica permettere di scantare 70-80% della popolazione. Si vede da strada che da regione con una rivendicazione regionalista e identitaria forte assai, e solo a stampa militante da una produzione larga in una lingua detta regionale. Per il caso di Corsica, si vede da strada che pure i giornali militanti nazionalisti, Ariti, Uriombu ed altri, mica mette in risalto uno più che l'altro, lasciano una parte al francese. E per il corso una piazza di radio di inquadramento simbolico, con i titoli, un'epoca di filare a principio e basta. Donc si può guardare ciò che arriva in una giornale di stampa quotidiana, con una lingua detta regionale, in Britannia, andate a bere, c'è un telegramma che lascia una piazza debole comunque a un ritorno, con ogni tanto traduzione di articoli che si dicono in francese. C'è un Corriere Picard che gaccia ogni anno all'epoca di Natale un numero speciale esano in Picard, giusto appunto, un numero bilingue simbolico. C'è un giornale du Pays Basque tra il 2001 e il 2013 fece un supplemento in basco, Minza. C'è un più vecchio giornale basco creato mentre la guerra in 1944, militante, e che si traduce a mantenere un elettorato di campo come lo con 2000 abbonati o arrugati, scusate. E voilà di poco a fare. Ma questo mattino non è mica un giornale militante. Pia sua parte e ne può pigliare anche appena di più, ma dirigendosi sempre a un pubblico costretto. Ciò che non vuole mica è che non si può mica allargare poco a poco. Si vede oggi che si sperdono in Corsica i siti bislingui nelle scuole con più di metà degli effettivi, all'ingrosso 53-54% di memoria. C'erano 1151 siti nelle scuole bislingui in Corsica, ce n'erano 9000, più di 9000 nel 2015. Dunque c'è una progressione e fa vedere che questi i sviluppi di un sistema educativo, malgrado le difficoltà che si ha, può permettere una formazione più sicura a lettura per le generazioni d'oggi e di domani. Dunque dobbiamo sperare, o manco, come possiamo aspettare di noi, una coscientizzazione non popolo, che oggi i cifri interrogano proprio. Se voi guardate, c'è un'inchiesta di l'INED nella dinamica di lingue in Francia, lungo il XX secolo, che fece avere che il tasso di trasmissione di un corso tra le generazioni era nel 2012 di all'ingrosso 2%, contro mi pare 85% in 1915. So che questi cifri questi sono appena contrastati
ma lascio i scientifici tazzarsi tra deli per mettersi da consento, ma pensa appena positivo, che un bulleria manca appena fa fiascare tutte le spemme, si vede conto un rapporto sfarente di beta lingua di voi qualche anno, comunque un rapporto consensuale, la durabilità da prima, 90% di corsi si dichiarano a favore di questo linguismo e non una volontà di noi di normalizzare la lingua a tempo a livello linguistico, ma di noi sociolinguistico. Che il corso ha oramai una rappresentazione, si può dire, assai positiva, di maniera generale, nella società corsa, fuori ogni tanto un azzuffo così all'assemblea di Corsica o per tazzarsi per una poche ragioni politiche. Ma ciò che non era mica un caso fino a poco fa. Ma impone di pigliare in conto da strafari. Da strafari importante assai, a prima, le scienze di un linguaggio, bere uno sviluppo dunque, di espressioni in lingua corsa in media, un'avanzata tamonta per lo statuto della lingua. È vero, ma quando si vede l'affare di maniera concreta, in radio e senza disprezzare nessuno, si pongono parecchie problematiche che non si possono mica risolvere da un giorno all'indomani. Sono quelle dell'impreparazione alle orte della lingua, trasmessa da tradizione e che parla di tutto un peso importante assai di diglossia, della lingua dominante, dunque di francese, senza fare troppo interpretazioni pessime, e poi di noi di suoi effetti che producono una terminologia mica centrata di certe orte francesate. Di una questione complessa assai di vocabolario e non sono mica persuaso per essere confrontato in radio di maniera regolare a queste problematiche, sono mica persuaso che oggi abbiamo tutti l'arnesi la traccia magnidi da poter trattare un corso come un francese. Si ne parla di pochi giorni per la grisa di rumeni sulle che si può fare e palese attorno a una volta che mancano un lessico, manca la terminologia, vi posso supporre a domanda come idee centre technique d'enfouissement, centro tecnico di sottoterramento, ne faccio proposta, come idee, poi ci sono pochi specialisti qui in studi corsi e di professori, come idee le tri, ma di maniera ufficiale, formalizzata. Allora, ho cercato appena, ho guardato, per il dizionario Gecaldi di 71, e a traduzione di Audry, era a Cernoulière. Bon, ho detto, bon, questi non mi capisce, non mi mica andando in questo terreno qui, sommetto che perdo il lettore, e lo scopo non è mica di leggere l'articolo con il dizionario accanto. Donc, come imo, certa di rumensule, adra certa, spesso io a trovare di noi una berifrasa, come si dice, Audry, di francisato. E dopo niente, vi trovate qua niente che chiama Madina, a un forum di RCFM, per fare valere due mani. Sicuro. Ma ciò che ha parola bassi, si può cercare una parola. Di maniera personale, io vado a scelta giusto appunto di dire che Audry ha scelta. Che di una scelta proprio personale, che non ha nessun valore scientifico. Contra esempio, per dire a televisione, che di una parola che passa oggi
dappertutto, tutto il mondo dice a televisione, anche a tele. Perché a noi dice non spicciavo, no. Donc è appena complicato. Altro esempio per un numerico, come è le haut débit. L'alto flusso, ma può corrispondere a strafare. Come è le wifi. Arrêt di casa. Le wifi, a connessione internet senza filo, può avere frasa. Donc, faccio appena lunghetto tutto questo. E sono parole espressioni che spesso mancano o non sono mica definite e istituzionalizzate, come il parking, l'inguardadoio, o barco di stazionamento, o ganzadoio, o parcheggio. Il francese si pone mica tutte queste questioni. Perché? Perché in Corsica manca un'autorità scientifica superiore e legittima da poter regolare tutte queste questioni qui. E sono parecchi domini del suo registro. Il fotovoltaico, la meccanica, l'informatica. E ciò inventai parole e imprestarle ad altre lingue, posto che storicamente non facciano mica parte di un paesaggio linguaggio corso. Ricassaio nel dominio del diritto, del pastoralismo, della politica, ma mica per parlare di tecnologie nuove. Anche l'italiano dice per il wifi la wifi. Il francese dice il parking. Noi ci poniamo a domanda perché chi ha la lingua è in situazione di pericolo e chi fa che ci ha risparmiato, protegge ogni poche di parole fino a andare a mantuare l'estremità. E dunque, per il corso mediatico, il giornalista si improvvisa linguista e fa senza volerla l'elaborazione della lingua, pezzi a poco, cioè a riconoscerla, senza legittimità scientifica, ma non tocca mica la fa. Parlo sotto controllo di pochi specialisti torna qui e non è mica per scaricarmi di sa responsabilità con volentieri e di maniera regolare. Ma quando faccio un articolo un giorno per l'indomani, capiterà che non è mica aspettare che una commissione qualunque fessi una riunione per dire no ma le tri il faut dire comme ça. Ci sortiamo mica. Se devi aspettare la riunione di una commissione per dire cioè di così per tale o tale parola, c'è più niente di scrivere. Ma io sono giornalista, mica linguista, né professore di corso, né capace a fare i neologismi e a assumere questa scelta. Tocca ai scientifici a farla e so che c'era una commissione di un consiglio della lingua che doveva fare nel 2012 e che dice che con eso non è mai piaciata. Donc andando più lontano mi domando perché chi invece che assai gente oggi ha sempre la lingua in bocca mica sempre per parlarla non c'è anche una pratica di grammatica ufficiale non c'è anche un dizionario ufficiale ma solo dizionari d'autore con qualità ma con una mica valore ufficiale. E quando si parla di ufficialità senza que, quando si parla di linguismo senza que, mi si parla di un parere personale, che di quanto parla di fare una casa, che ho detto, senza pensare a fare fondazione. E i giornalisti cursovano non è mica qui per creare e inventare un vocabolario, ma per assicurare la diffusione e popolarizzare le parole e vuole essere capito. Tanto so considerato che sarà sempre capito meglio dicendo wifi o wifi invece di dire da casa o connessione internet senza filo dice radio wifi
invece, facendo così, so che abbiamo una responsabilità che è da popolarizzare l'uso. Che un giornalista che scrive in francese non ci pensa manco appena. E tanto una politica linguistica definita da l'Università di Corsica di noi, che dia un puntello legittimo e scientifico per l'elaborazione della lingua e la normalizzazione, deve essere meglio i motori per costruire starnesi questi che ci mancano ogni giorno per lavorare e che ci danno a noi legittimità per scrivere. Donc, bella di che sa responsabilità questi non può essere collettiva. Per mica essere giornalista da Zoberte, l'Università dell'Astra, o sociolinguista, o le collettività pubbliche, ognuno da scantato, mica possibile. E per dire altrimenti, la stampa può e deve accompagnare il suo movimento. Ma non tocca mica a costruirlo pur se la via all'interno è Zoberte. E non c'è mica bisogno di portare tanta progressione a livello di un spazio che è stato investito da pochi anni nei media. Dunque, tocca mica la stampa fa solo da berella, ma a accompagnare e a piazo Zoberte. E penso che forse c'è una pianta qui e se va essere forse un eboghe umano e ci rispondo volentieri. A ringraziarvi. Allora, giusto per fare l'introito, diciamo, di questa piccola ragionata, abbiamo inteso, penso che abbiamo inteso una comunicazione ricca assai, proprio, divisiosa anche, perché ciò che è stato fatto qui c'è stato veramente pochi soggetti che sono stati non solo accostati ma anche assegnalati e certi approfonditi, anche con un'esperienza individuale. Penso che è un affare che ci vuole riflettere. Prima ti vorrei domandare, ti puoi mettere di beta così vediamo a tutti. Io vorrei dire una cosa, principiare solo con una cosa. Hai detto a un momento dato un giornale non è mica militante, ciò che è giusto, Corsa Mattina è mica militante, ma è inviato. Impegnato. Ecco, impegnato, a un momento dato si è fatto una specie di sinonimia tra il militantismo e l'impegnatore o l'indiatore. Gli emerge. E allora io vorrei dire una cosa, una testimonianza di chi ha consentito assai a ciò che ti hai detto, non l'attitudine di a stampa in generale, da poi i disegni e i geremi di rivendicazione. Potremmo constatare, questo è oggettivo, una contraddizione permanente tra ciò che era a primura annunziata e poi dopo la realtà di un comportamento quotidiano, una specie di attitudine manca appena per mettere la responsabilità o la colpabilità, perché è un affare comune che si vede, questa specie di sbilancio tra l'intenzione e la realtà dei comportamenti. Infatti non è mica altro affare che, diciamo, un trasferimento da un comportamento individuale a un'organizzazione più collettiva. E questa ha la sua origine in ciò che si chiama adiglussia, soprattutto abundanza e adiglussia nella storia di una comunità che dopo si ritrova in degli individui, ma anche in delle società, in delle imprese, in dell'organizzazione sociale di una comunità in questione. Questa è
manca appena una risposta, è semplicemente una riverenza per portare più in là la riflessione quando la cascherà. Allora, tocca a voi, addio vostro barè. Allora, forse potremmo principiare da te. Così fermo oggi. E dimmi un po' schifo. Animo poschisa. Umo bare, anta ciò che hai detto, uso proprio a consento perché chi ha difficoltà maggiore che hanno forse quelli che scrivono corso non un'espressione corrente, in tutti i casi con mica letteraria. Di essere capito trattando di tutto, ecco. E ahí forse una problematica che devono scontrare gli insegnanti a un momento dato quando li sono in carica di una scuola bislingua, di chi ci mancano e gli è stata incalcata mentre la conferenza, ci mancano a tempo l'arnesi e ci manca tutto ciò che tutto ciò che può riabbuntare appunto l'uso della lingua a livello dunque il vocabolario è stato detto ma a livello di la trazi che feriano di infine che può rassicurare quelli che scrivono il corso per esempio con la grammatica eccetera eccetera, ecco. Dunque sono proprio cosciente di problemi che li possono scontrare i giornalisti, molto più che hanno comunque una difficoltà in più e che hanno una visibilità talmente che uso scopo comunque di toccare tutto ognuno, ecco. Dunque a aggiustare una giunta aggiustare un pare questo e domande forse che verranno dopo. Ma insomma, per me non si può mica fare oggi un giornale di modo sano in lingua corsa, perché se facciamo questa affare qui, caschiamo subito in una forma di militantismo e non sarebbe mica una buona. Dopo, per ciò che tocca la storia degli impresi ad altre lingue, a me non mi scomoda mica questa affare. Potremmo pigliare parole in altre lingue oppure inventare, non è mica un problema, siamo obbligati a partire da un momento. Quando noi vogliamo scrivere nel soggetto noi, siamo obbligati a trovare queste parole e non possiamo mica stare in dei stadi agui che noi ritroviamo per esempio in dei dite a vostra. Non si può mica, ci vuole scambiare. E per me la scrittura giornalistica è una forma di letteratura, perché se oggi possiamo scrivere nel giornale è perché c'è stato prima un slancio per via della letteratura corsa. Io propongo che non continuissimo, senza indiare subito un dialogo tra il giornalista e poi dopo la persona che ha espresso un parere, ma di va a giro e poi dopo gli daremo la parola che lo rispondissi, che lo si possa dire. Allora, io sono contento con Filippa, ma penso che c'è qualcosa che ci vuole vedere, anche parole che sono veramente parole corte, per un esempio, una scatola, oggi si sente di più in più a vuota. Per parole così, io non penso mica che si può pigliare un neologismo per rimpiazzare una parola che esiste di già e che esiste in corso, è veramente una parola corsa. Dunque, penso che sia un problema maggiore di noi perché per tutto, per dire una fiscia o una boatta.
Et oh, ouais, a Drancia di jambon, exactement. E di no per non te parole nuove, penso che senza avere una società che dia una società di lingua corsa, perché la società corsa d'oggi non è mica una società di lingua corsa, questa scelta qui per un momento non si può mica fare, e in tutti i casi mica fa di maniera finale. Forse fa qualche proposta così, ma mica di maniera finale. Ecco. Una domanda che lo si dà una vetta. Grazie Giacomo. Bon, io voglio arrivare un po' un termine di adiglusia, posto che bagno in rinto, so reclutato quest'anno in France 3 Corse, pas giusto appunto per la corsa, ma dico che è assai complicato perché in Gerame tutto il mondo non è mica corsofono. E a parte di un momento in cui c'è qualche sia con mica corsofono, siamo obbligati a adattarsi a persona con parla mica corso. Dunque, bon, c'è un ragionamento di a lingua dominante e a lingua dominata, a lingua dominante pida sempre a soprana, e anche pure se c'è tre corsofoni nanta un plateau, come si dice, un plateau, e beh, siamo obbligati a parlare in francese e qui è assai complicata e è un esercizio assai difficile di no per me perché quando parlo e quando faccio i miei cronache in lingua corsa tutto il mondo capisce mica e posso fare una cacciata e non passa mica la cacciata perché finalmente c'è qualche sia può darsi che da rida ma il resto bon, è un po' dunque ce la trova è assai difficile e ce la essa per la corso alla televisione beh corsofoni a 100 mica al 100% ma manco a capisce e a maestra a lingua ma di maniera generale se qualche sia un'emica corsofono è assai complicato. Io sono mica bezza parla in pubblico. Allora, sono d'accordo con ciò che ha detto Gidelon e queste tante parole che esistono già di Daniele. Allora, bon, poi si è costretto, intanto che giornalista, ad avere come voi un vocabolario a parte, e lì non sono mica linguistico, dunque ci vorrebbe che d'altri si occupino di questo, ma bon, per le parole nuove, penso che non è mica qui che domba la lingua. Cioè che domba la lingua è sa maniera di parlare in corso come lo si parla in francese. Di verbo, soggetto, complemento. Qui ci vorrebbe poi lo dare anche un linguaggio giornalistico. Si poi dei wifi non è mica fino al mondo. Secondo me, ecco. Due piccole rimarche che io a conto mio, sarà meglio nell'insieme qui. Allora, bon, è vero che c'è stata una precisione che è stata data da un'intervenzione qui per avvicinare, diciamo, la scrittura giornalistica di scrittura letteraria. Ciò che a prima vista non viene mica subito in capo, ma è vero che la scrittura, quella sia di creazione. E di creazione, dunque la letteratura, soprattutto se ne avevamo l'idea di una letteratura aperta, la letteratura tiene in noi e ciò che face che prevede un metodo satirenza per una scrittura giornalistica che vi imponta a leggere tale persone che scrivono in una certa maniera, c'è una personalizzazione e questa diciamo che è la personalizzazione della scrittura troviamo nelle croniche di Giuliano Mattei senza problemi. Dunque
mi sto manca appena che tu travagliessi, peraltro che tu travagliessi in un'antologia di letteratura corsa con i tuoi compagni. Dopo vorrei dire nata questione è un lessico di beta ciò che l'ha detto Madame, per i linguisti un lessico è alla rige della lingua, non è mica proprio un Geppo Maiò. Geppo Maiò è ciò che avete detto, ciò che fa la spodighezza e la sintassa, e a morfosintassa anche. Ed è giusta questa, se lo si deve avere una premura, un'attenzione particolare nell'uso linguistico, è meglio a consacrarlo alle specificità della sintassa che a un lessico che è in un certo modo periferico. Detto questo, quanto che un giornalista, che lo sia un giornalista di televisione che di radio, come lo si è vista nella RCFM da poi l'anno 1983, c'è la mentale, non è mica Rimadina, dunque abbiamo un campo di osservazione importante per vedere appena come è stata trattata la lingua e di non nella scrittura. Se questione è neurologia, io ritengo di ciò che è stato detto da Giuliano Mattei nella sua conferenza che si aspetta quantunque un'intervenzione mica di normativizzazione stretta, di ipernormatività, ma si aspetta che ci sia una commissione, qualcosa ufficiale che sia incaricato in una comunità che domanda a ufficialità che avesse strumenti minimi di ufficialità. Questa pare un affare che vanno voi sapete, e se lo si triga troppo si metterà in dubito la sincerità della domanda di ufficialità della comunità sana. Questa mi pare. Sono le cose che voglio dire. Ringrazio per rispondere, cercare di rispondere a tutto il mondo di maniera concreta. Prima di fare con dei boigide e ha ragione, mica ho fatto di wifi che ha dato un po' la lingua nei vari. Ah no, questo è sicuro. No, il più importante è di dare veramente la sintassa e lo spirito della lingua e questa è una prima affare, ma dopo è vero che io sono di quelli che pensano a questo punto che ho fatto di wifi non è mica una difficoltà, non è mica un caso di tutto il mondo. La seconda affare è di che fatta bene quando si cerca una perifrase per dire il wifi a quale dice la rete di casa, a quale dice la connessione senza filo in casa, bon, di internet, bon. Vero che questi c'è veramente la necessità di mettere da consento. E il problema con la lingua corsa è di qualcosa che veramente mi salta tutti, di che quando voi cercate a imprestare una parola, tutte le altre lingue la facciano. Gli inglesi dicono I have a rendezvous, gli italiani dicono il computer, dicono la wifi. Dunque, per il corso, la questione si pone perché la lingua è in situazione di pericolo, così non si può dire mica. E tanto, dicendo questo, non si rende mica servizio alla lingua, perché chi intanto si incalca, si mette in risalto un affare e intanto si perde l'uso quotidiano della lingua. E io sono di quelli che pensano che cioè di la wifi o wifi e giusto appunto parlando di non dice mica che cioè che tutto che un'istanza o che cosa un'istituzione una commissione che la si occupi ella penso che ciò fare cose in maniera una concertazione e con un'autorità che è cosa che dà una legittimità a parola
una legittimità che sia scientifica. E quando Monsieur Thier ne parla spesso, quando devo trovare delle audizioni francesi ufficiali, c'è una ventina di persone che lavorano tutto l'anno per mettere a giorno, fare un'attualizzazione di audizionari con parole nuove che affaccano tutti gli anni e persone che lavorano proprio in tacque. E questo affare che mancano in corsia. E quando si parla di linguismo, senza parlare di ufficialità, che è più un concetto politico e un centro mica, per parlare di linguismo, senza parlare, senza avere manco questa strada seguita a manizzi, di grammatica, di dizionario, pone una difficoltà, non è mica possibile. E per che dopo ci sono poche parole come a scatola che si possono dare così perché hanno un senso in corso e rappresentano qualcosa di un paesaggio linguaggio. Dopo, per dare queste parole, è vero che gli impresti si impongono di maniera naturale, ma un bene mica naturale perché chi torna a lingua in situazione di pericolo. Ok, se volete forse un pochi domande, ci rispondo volentieri. Non, perché a scatola. Mais la boîte de nuit. Libreria è una scatola di notte. Ah, scudega. Forse, E stabilimento di notte, di scudega. Eppure la boîte de nuit fa parte di un paesaggio linguaggio corso, rappresenta. Io vorrei voltare in parecchi affari, ma già bene. E solo rimane quantunque a riflettere non ciò che lei è, ciò che lei è a carica di tutto ognuno, di un operatore in un campo, diciamo, semplicemente di comunicazione, quale la sia, che la sia a comunicazione specializzata di tale mistero come i vostri, nel campo della comunicazione, che la sia anche in della creazione letteraria, a maniera di ricevere una parola in un momento che noi siamo, ancora grazie, sottoposti a mille sorgenti, mille fonti di informazione, in una situazione di multilinguismo, di plurilinguismo. Siamo in contatto con parecchie lingue, parecchie culture. Non si tratta mica di grandi casi in una lingua. Si tratta giusto appunto di poter navigare in questo multilinguismo con una certa sicurezza che è quella di giusto appunto di aggregazione. C'è una responsabilità quando uno mette in ballo una parola in una società e che lo ci mette, diciamo, sopra che tanto i suoi, c'è quantunque la necessità per lui di sapere che ciò che lui dice è qualcosa che lui ci consente in prima, piuttosto che di essere sottomesso a una parola che o a qualcosa, una maniera di dire che non sente mica o che non è mica sicuro. Ma non si può mica di tutto. Il problema è che abbiamo messo in ballo la nozione di polinomia per rispettare, diciamo, la varietezza delle nostre differenti maniere regionali e culturali di parlare corso o di usare la nostra lingua. Ma questa polinomia, che è definita come non solo la riconoscenza di una variazione, ma come la tolleranza e l'accettazione della variazione.
non deve mica condurre a confusione. Come lo diceva Gioan Maria Righi, la polinomia non deve mica essere l'anomia. Non si può mica scrivere, non si può mica esprimere, non si può mica comunicare dell'anomia. Si strugge la lingua, si strugge la comunicazione dell'anomia. L'anomia è a privazione, a mancanza, o discapito di norma. E ecco, la polinomia è l'accettazione di una norma che sia molteplice. Ciò che si domanda, qui in questo caso particolare, è l'organizzazione di, giusto appunto, una commissione incaricata di fare una proposta, l'hai detta benissimo, schiarita da un'epoca di fonte, di informazione, ma di noi si può fare di un chiama e rispondi tra i differenti utenti di media, perché mica sarebbe un bel affare questo, piuttosto che divenne una litiga permanente, divenne un chiama e rispondi. E se non si mica tu d'accordo per scernigliolare, come ti hai detto prima, se lui c'è qualche sia che ti dice, ma io ho sempre cernigliolato le castagne. E tanto cernigliolare castagne, cernigliolare, forse che hai da essere a un momento dato più da consento perché sono le castagne. E forse una scatola di castagne hai da andare a cernigliolarci qualcosa e forse di più che... infatti si tratta di rimettere in ballo se differenti fonti di informazione senza di questo che ci vuole a tutti i parti a me. Questa non la può fare sotto la forma di proposta che è una commissione che è investita di un'ufficialità che gli dà, giusto appunto, diciamo l'istanza che l'ha incaricata. Sicuro, donc, a rispondere alla questione della responsabilità. Quando è bobiate, per non dire a cernudire di un famoso Gecaldi, andate a bere, io di una parola con sento mica, che rodia tutti i giorni e tutto. E di un affare, su metto no giornale, prima a livello di capiscitura, ma questa di un affare. A capiscitura di un primo affare, che ogni volta che si deve di una parola pure in francese, non passa mica troppo, pianteremo qui nonostante e tutte queste parole qui appena elaborate. Nanta la questione di lasciare vi do un esempio. Quando era per la crisi di Romain sulle di 2015, feci un articolo, un corso nella questione di gestione di Romain sulle e mi trovo nella ho dato e di cioè di le tri. Donc bon, rifletto e poi mi dico déjà che le tri selectif in francese è un pleonasmo. È lo stesso. E donc andate a cerco e poi ho detto ad la scelta di che sia chi può essere coerente o va tu di fare una scelta più precisa forse e scrivo ad la scelta ma senza valore linguistico né scientifico né nulla di veramente qualcosa di quasi una presa di posizione. Vi rendete conto? Un giornalista che scrive in francese manca a pensare che lui si demandait su un giorno, cioè di così, là, si je dis ça, è complicato. Ma a livello individuale, personale e di coscienza, di una responsabilità che è non ci pensava manca pena. No, dici
per fare altra scelta, tra diciamo, ciò che acconsento a una norma che è data e scelta e definita da un organismo e poi dopo a creazione personale, perché anche in delle scelte una parola di una lingua, scusate, le scelte possibili di una lingua normata e anche ipernormata, c'è soprattutto in libertà di quello che crea. Ma un sono mica, io sono... L'altro giorno scrivo un testo e cercavo a parola PNQ, perché c'è un testo che si chiama così e dunque a giù si ispira a Google. Ma bon, non so mica se c'è veramente a parola che si vuole dupra perché non so mica. Perché mica ci sta bene? Sta bene, ma non so mica se da esiste. Tanto è così che si crea un'evoluzione. Mm. Perché non è mica di emovismo, di adattazione. Mm. E giusto appunto, per ringraziare, per un affare che accade di maniera regolare in noi, in Corte a Zaberede, la grève de la faim. Arriva di avanti, ma sono appena tutte le parole, e dopo è passata la parola uba di fame. Allora, uba di fame, io dubito di appena non ha rappresentazione che la potrebbe suggerire che forse non sarebbe mica esatta. Ma perché è passata la parola? Perché chi c'è un'autorità, che non è mica un'autorità scientifica, ma che è un'autorità politica, chi l'ha detta? Quello che dice di un presidente del Consiglio esecutivo, quando lui è in corsa a sostenere gli studenti, dice gli studenti che vanno a di fame. E tanto la parola passa. Perché? Perché gli dà una legittimità, gli dà un valore. E tanto la parola passa. Dunque, ci arrivate a questa di noi e forse ci rammenta che lui sui bisogni qui deve un'istanza, qualcosa che proprio possieda un valore, una legittimità a una parola. Ecco, se chi sia vuole Monsieur forse. Allora, ci la ringraziati perché ci hai dato la possibilità di esprimere le proprie affari, non è mica compio, ma riteniamo l'idea così che un giornalista, un corso mediatico, sa già capito, se non vogliamo riassumere ciò che spicca in suo ratto, giusto appunto a necessità di avere una riverenza che sia una riverenza a tempo scientifica o manco riflessa, una cosa pensata, di giudizio, informata e che potesse fare una vedigliata generale, non diciamo un linguaggio che è adoperato oggi dai media, perché un corso mediatico ha bisogno di questo, o manco un corso mediatico, forse un corso sano, ma un corso mediatico ne ha bisogno a un momento stesso che lo faccia i suoi primi passi scritti con ambizione, si vede non sul terreno così ciò che si vede dopo i decenni nel campo, diciamo prima della radio, della tele, della creazione, della scuola, via, della modernità, dell'uso moderno di una lingua che si tramanda attraverso i secoli
e che è in pericolo oggi, se quelli che vogliono usare in uso quotidiano professionale sono straziati in modo che non si può manco immaginare. Allora grazie a Giuliano, grazie a voi tutti e poi dopo riveneremo.